Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria Live. L'ospite di questa puntata non è Stefano Rapone, è Dutch Nazzari, che però intanto saluto Stefano. Ciao, sono Dutch Nazzari, sono io. Saluto anche tutte le persone in ascolto che ci stanno guardando su YouTube. No, l'ospite, come sapete, è Dutch Nazzari, che però ci ha appena scritto questa cosa. Gli abbiamo mandato il link, ha detto il mio browser non supporta StreamYard, quindi si sta scaricando un altro browser. Noi abbiamo detto, vabbè, allora noi nel frattempo andiamo online. Chissà che browser userà Chissà che browser usa, forse Internet usa Explorer, secondo me. Safari. Intanto Netscape. abbiamo una domanda per le persone all'ascolto. Come sentite l'audio di Sì. Stefano Rapone? Mi sentite perché mi sono comprato questo microfono e l'ho pagato 800 euro, però non si sente. Quindi ditemi voi se si sente o se Thor mi dice qualcuno. Che Ah, boomer. dice che usa Tor. Ah, usa Opera, ok. Non vedo però nessuno mi sta rispondendo su questa mia domanda microfonica. Si sente bene? Si sente bene, si sentono tutti gli Ok, 800 euro. Vabbè, ok, perfetto, meno grande male, svolta. meno male. Si sente Sì. benissimo. Vabbè, basta, adesso non è che lo dovete elogiare solo perché ha detto ha speso 800 euro per un microfono, però digli la cosa più preziosa. Qual è la cosa più bella di tutta questa apparecchiatura tecnica? La cosa più bella è l'amore No, che espande. No, qual è la cosa è più il bella? filtro antipop che ti ho regalato io. Il filtro antipop, è vero, questo qui ha gli sputazzi di tinti e anche un po' di Covid, però di quello buono, insomma, di quello che non fa. RT bassissimo, quello che proprio ti fa solo gli anticorpi, è una cosa speciale Esatto. che ho io che forse dovrei anzi Mm. dichiarare che ho questo superpotere. È un po' un vaccino, diciamo, che io qui appunto in qualche modo sto leccando, ma in maniera ovviamente eterosessuale. Questo lo dico Comunque, perché forse questa cosa di andare in onda prima di caricare l'ospite la potremmo fare lo stesso, cioè così intanto un po' sì, di gente si connette e quindi le prime domande all'ospite non se le sentono solo i puri che stanno esatto. connessi già prima, ma se le sparano anche le persone che ci mettono un po' ad arrivare. Comunque Sì. sia, aspettiamo con fiducia che... E almeno diciamo mi saluti anche perché ultimamente non mi saluti più, parli con l'ospite, poi alla fine, dopo mezz'ora, e comunque c'è anche... No, non è dai, quella è una gag, è una gag. sì, sì, però me la prendo, È una buffissima gag. Sì, è vero, purtroppo Stefano, se posso fartela prendere ancora di più, tu sei troppo permaloso è vero. per fare questo mestiere. Per fortuna fai ridere. Vabbè, Però non lo comunque, faccio più, non siamo più... tanti auguri. È l'Immacolata Concezione, la più bella delle feste comandate. Sì, quella che si dimenticano tutti, più o meno, Eh perché poi sì, la gente si ricorda, ma domani è festa perché c'è l'Immacolata. A me questa cosa mi esatto. fa molto strano, perché io invece la festeggio sempre. Certo, ricordiamo perché Vero, per te è proprio il concetto di concezione che ti esalta, quindi fa beh, se c'è esatto. un concepimento da festeggiare, Rapone non si tirerà certo indietro, poi il fatto che sia immacolata a te non È, ti fa né caldo né è la freddo. ciliegina sulla torta, la Tu cosa del... festeggi tutti i concepimenti, è proprio una cosa tua. Sì, sì, anche quelli che poi non vanno a buon fine, perché comunque siamo sì pro-life, ma anche a favore dei diritti delle donne, che se vogliono interrompere la gravidanza facessero quello che Possono possono. farlo anche anni dopo il parto. Esatto, esatto. Di chi era questa battuta di qualche comico americano? Io sono per l'interruzione della gravidanza fino a 10 anni dopo il parto, che tu fino a 8 anni puoi fare, guarda, veramente ammazzo Sì, se tuo figlio dà sì, fastidio. non mi ricordo chi è. Potrebbe essere un Eh, Jim Jeffries, non lo so. potrebbe essere un Jim Jeffries. Non lo Mi so. sembra, posso dire una cosa con tutto il rispetto a Jim Jeffries, un concetto troppo sofisticato. Attenzione, dovrebbe essere arrivato Dutch. Eccoci. Ciao ragazzi, Eccoci Dai, qua. ben io arrivato. ho visto l'orario Ciao. e mi sono preparato anche uno spritz, quindi farò compagnia così. Guarda, Bellissimo, mi sembra la cosa migliore. E io c'ho una Coca-Cola e Rapone non beve. io ho questa mia bottiglietta d'acqua, guardate che bella. Che cos'è? È freezer. Ah, ok. Costo di quella bottiglietta d'acqua? In termini 800, ambientali, 800 euro. 800 euro. Come il microfono.
800 Tutto- euro meglio, tutto in meglio casa spesi mia della costa. vita. Allora, diamo il benvenuto a Duccio. Ti possiamo chiamare Duccio? Sì, assolutamente. Perfetto. Allora, benvenuto a Tintoria. Io di solito inizio ogni puntata dicendo come ho conosciuto l'ospite, solo che noi non ci conosciamo in questo preciso istante in diretta. È proprio così. È vero. Quindi benvenuto a Tintoria. Noi non ci conosciamo, però ti dico, la prima volta che io ti ho sentito, allora racconto questa cosa, ero a Padova e per fare uno spettacolo e l'organizzatore delle serate di stand-up comedy di Padova, che si chiama Mattia Curmà, che Esatto. salutiamo, che è un grande, stava in macchina con lui e lo prendevo in giro dicendo perché la musica bella la fanno solo i romani, la musica bella si fa solo a Roma. Lui ha detto no, sei un coglione, ho detto tipo senti questo qua, e ha messo un tuo pezzo, mi pare Proemio, e ho detto vabbè, effettivamente figo, e quindi poi ho iniziato a sentirti. Questo per dire cosa? Che per entrare un po' nella conversazione, tu vieni da un mondo che mi è molto distante, e ancora più distante da Rapone, che avendo 64 anni biologici è lontano da tutti i mondi. Cioè tu vieni da un mondo musicale, di live, di concerti, di serate, che io non conosco per niente, io conosco solo un po' il mondo romano. Quindi ti volevo chiedere un po' qual è la scena, se posso usare questa parolaccia, da cui vieni? Cioè, nel senso, tu, quando hai iniziato, quando hai cominciato, quando hai iniziato a suonare, quali erano i locali dove suonavi, qual era la musica che vedevi dal vivo, chi erano i gruppi di riferimento con cui ti vedevi nei locali che ti venivano a vedere quando eravate degli sfigati e quando erano gli sfigati? Cioè, com'era il brusio underground dal quale sei venuto fuori? Allora, aspetta, mi è appena venuto in mente, Raniere, che non ho fatto quello che avevo promesso su Instagram, cioè di mettere il link della diretta. Faccio una storia al volo. Vai, fantastico. Sì, nel frattempo volevo chiedere appunto che browser usi. Ah, è vero, la domanda più importante è che browser usavi che non supportava StreamYard? Aspetta che sto facendo una storia, ma mi sa che sento solo io cosa dite. Incredibile, questa meta puntata dove Mamma mia, facciamo dirette nella diretta, dove non si sente quello che viene detto, quindi per sentire la storia dovete andare a vedere le storie di Duccio. che roba. È che adesso si è mutato, e lo unmuto io? No, sta parlando con qualcuno forse. Forse sì. Ah no, ok, Telefonata. ha sconnesso il microfono, Ah, ragazzi, ok. sto sognando. Ti devi No, unmutare tu, mi sa. Vediamo non se ti lo posso sentiamo. fare io. No, io non lo posso fare. Mi era Eccoci. scattato il mute, mi era scattato il mute. Link web. Aspetta che sto facendo una storia, ma mi sa che... Adoro questo meta diretta iniziale, Esatto. fantastico. No, allora la prima domanda è quella di Stefano, giustamente. Che browser usi? Esatto, usavo Safari del Mac, ma quando ho aperto il link che mi ha passato Daniele non supportava StreamYard e quindi ho scaricato Google Chrome. Vedi ragazzi, ma ancora che usate queste cose della Apple, ma passate a Windows ragazzi. Cioè qui ormai Rapone è tutti profondamente questi anti-Apple. problemi, sì, io non ho mai usato nulla di in realtà solo perché non la so usare. Sì, io invece ho il Mac. L'ho ereditato da mia prozia che nel frattempo si era comprata un super home computer e non la serviva più. È un oggetto quindi affettivo anche. Esatto. Ok. Per rispondere alla domanda di Daniele invece, Sì, che era io... una macro domanda, quindi in Esatto, ma generale in realtà cioè, ho una risposta molto molto pronta e specifica, nel senso fantastico. che tu mi hai chiesto se ho una scena di riferimento da cui provengo Sì, e la risposta è sì, decisamente, perché io sono cresciuto musicalmente e culturalmente nella cosiddetta scena hip hop degli anni sì. 2000. Hip hop, sedicente movimento culturale basato su 4 discipline artistiche, di cui una sola è la musica e le altre sono la breakdance, i graffiti e lo scratch, il DJing. E quindi questa era, diciamo, la cornice culturale in cui sono cresciuto io da adolescente in poi. Io sono cresciuto a Padova, dove c'è un centro sociale che si chiama Pedro, che ha ospitato un po' tutti i gruppi dell'underground americano e italiano emergente più importanti
durante quegli anni lì a suonare, quindi ho avuto sia la possibilità di vedere un bel po' di concerti, sia da proprio ragazzino di essere messo su un palco importante, in apertura artisti importanti, a fare le mie prime canzoni, perché appunto c'era questa possibilità. Fighissimo. Quindi, vedi, io e Rapone, immagino anche lui, conosciamo Padova solo poi per il mondo, per la stand-up comedy essenzialmente, altrimenti è una città che non bazzichiamo. Quindi Pedro è un locale, centro sociale, dove tu inizi ad andare a vedere le robe e dici, fico, voglio fare rap, e ti fanno aprire e fai rap, che possiamo chiamarlo rap tradizionale all'inizio, e dici, che figata, posso rappare in apertura ai concerti. Contemporaneamente esisteva, allora in generale c'era un fermento relativo a un'ondata di musica e di ascolto. Attorno al 2004-2005 sono usciti 2 dischi che sono 2 pietre miliari del rap in Italia, che sono Mi Fist dei Club Dogo e Mister Simpatia di Fabri Fibra. Quindi io faccio parte della generazione che più o meno in quel periodo lì, 2003, 2004, 2005, si è appassionata al rap, appunto. C'erano anche i primi contest di freestyle importanti, c'era il To The Beat, che era una competizione a livello nazionale in cui tutti i rapper un po' più in vista d'Italia in quel periodo si sfidavano in freestyle. E quindi i ragazzi della mia età, 15-16 anni, si beccavano al Parco Iris, che è un parco della città, a fare freestyle, oppure anche nelle piazze, in centro, a fare freestyle, quindi a sfottersi in rima, allenando quel tipo di disciplina lì. E quindi poi qualcuno è rimasto, si è specializzato in quella cosa lì, e qualcun altro invece si è appassionato un po' più allo scrivere canzoni, però sempre attraverso quella cifra lì. E poi quindi nei concerti e poi al Pedro, però era già proprio in città la cosa. Ok, bellissimo. Quindi tu stavi là e ti tiravi addosso tutte barre con gli amici. E poi, ok, il passaggio che mi interessa è quello che hai detto alla fine. Quindi tu stai là e stai là e fai tutte barre e dici, che figata, non voglio solo fare freestyle, voglio anche provare, insomma, a scrivere, a dare un po' più di concretezza a queste rime. Esatto. E poi con le tue rime in mano, dici, ok, adesso vorrei anche provare a renderle delle canzoni e cantarle dal vivo. Qual è quel percorso là? Cioè tu e i tuoi amici dite, ok, ci vediamo e queste rime diventano musica, in che modo? Mi scarico un beat da internet? Esatto. Diciamo che la cosa figa del rap è che secondo me ha anticipato nei tempi una situazione che adesso è abbastanza diffusa nei vari generi, ammesso che esistano ancora i generi perché si stanno mescolando sempre di più, e cioè del poter fare musica in cameretta, perché in quegli anni lì i miei amici che facevano musica e che erano legati più al mondo del rock o di altri generi erano comunque ancora condizionati dai vari strumenti, e quindi dalla necessità, se volevi incidere un disco, di prendere una sala, spendere soldi, incidere le varie linee di melodia. E invece noi avevamo, c'era il ragazzo di turno che si scaricava illegalmente Fruity Loops come Ableton, come un'altra cosa così, e faceva i primi beat con un basso, una batteria, un campione tagliato. E a quel punto lì, le primissime canzoni le abbiamo registrate con il microfono, quello lì ad asta, con cui si facevano le videoconferenze, Sì. E con le cuffie così. Quindi erano le prime rime che scrivevamo, però appunto questo ci ha dato la possibilità di misurarci appunto con lo scrivere, registrare e riascoltare le nostre cose fin da subito, e poi pian piano investire un pochettino in un microfono un po' più di qualità, magari mettere i materassi nell'armadio, le giacche nell'armadio, quelle tecniche un po', delle soluzioni un po' punk per pian piano affinare un pochettino la qualità di quello che si faceva, che comunque era abbastanza bassa. Sì, certo, tu ti immagino molto sporco, però bello anche per quello. Ok, e quindi tu poi c'hai queste tue tracce che hai registrato in modo pirata, e ti presenti al Pedro, hai detto si chiamava, e dici, oh guarda, io ho questa roba qui, posso fare l'apertura? Esatto, la cosa figa di quella di sempre del tutto era la dimensione collettiva del tutto, perché noi ci beccavamo in un gruppone di ragazzi a fare rap, e quindi si è formata una crew,
che era come all'epoca nel rap si chiamavano i gruppi, che si chiamava Massima Tacchenzza, e quindi avevamo due ragazzi che avevano in casa un set più o meno arrabattato per poter registrare, e che facevano i beat. Uno dei due ha iniziato prima, poi l'altro ha iniziato dopo, e che facevano i beat, andavano da loro a registrare, e poi esistevano dei momenti di incontro della scena rap, che erano ai concerti, certe volte alle battle organizzate, certe volte anche semplicemente in piazza a fare freestyle. E quindi poi nella scena rap, che era una cosa all'epoca molto molto lampante, cioè si sapeva chi faceva parte della scena rap, ci si conosceva più o meno tutti. Quando uno iniziava a fare, sapeva dove doveva andare per iniziare magari a fare un po' di rime, a farsi vedere, a farsi notare con le sue tecniche, e pian piano, se era bravo, lo si riconosceva questo fatto qui. E quindi poi quando c'era nello specifico, quando abbiamo iniziato a registrare le prime canzoni noi, non c'era un granché. C'era stata una realtà precedente che si chiamava Odio Tribale a Padova, e che ancora c'era, ma che era un gruppo di pochi elementi, e quindi c'era spazio per questa cosa qui. Quando c'era il gruppo di turno che suonava, che arrivava da Milano o anche dall'America per fare un concerto, la terza, la quarta, la quinta volta che venivano chiamati sempre gli stessi a suonare in apertura, a un certo punto venivamo chiamati noi per suonare in apertura, per variare, e quindi questa cosa qui ci diede una possibilità che poi negli anni è venuta un pochettino, è diventata un po' più difficile, perché poi la gente che faceva questa cosa era sempre di più, e quindi poi si è dovuto sudare un po' di più poi quella possibilità. Ok, fighissimo. Quindi Vai, scusa, ma c'erano tipo gli open mic, cioè per chi vuole cominciare a fare rap. C'era anche quello, tipo, cioè il contesto di cui ti parlo va dal baretto con l'organizzatore, che era uno della scena rap, che si era messo d'accordo col barista, organizzava un po' una battle, e magari tornava a casa con 50 euro in tasca, e magari, o cioè 100 euro, che ne so, e magari il vincitore della battle vinceva 2 felpe dal negozio che veniva sponsorizzato, quella cosa lì, a anche la festa dell'arte dell'istituto, del liceo, quello, o cose così, no? Oppure appunto o se no i concerti veri e propri di altri artisti, in cui tutti quanti ci si beccava, quindi fuori, si fumavano le sigarette, si facevano i cosiddetti mucchi di freestyle, quindi tutti quanti attorno, e questa qui era una possibilità anche per conoscere gli altri rapper. Io Fedez, la prima volta che l'ho visto in un gruppo di 10 persone, dentro cui c'ero anche io, a fare freestyle. Avevo 17 anni, lui pure, e Mischilla, tutta una serie di persone, Moreno, tutta una serie di persone che poi hanno fatto la loro che carriera. Salutiamo tutti quanti, sono tutti grandi ascoltatori di Tintoria, ti lascio immaginare, quindi li salutiamo. E molti altri che non sto menzionando, comunque li ho conosciuti così. E poi appunto c'era la possibilità magari di suonare in apertura a questi gruppi una volta ogni tanto, era un onore questo. Io faccio il boomer, ma questi gruppi di freestyle, cioè come funzionano? Voi vi trovate fuori da un concerto e quindi cominciate a fare freestyle? Allora, credo che sia da boomer anche il fatto di farlo. Non sono sicuro che i ragazzi lo facciano ancora tanto. Beh, di sicuro c'è qualcuno che lo fa, ma che sia così diffuso come lo era ai tempi. Ai tempi era proprio la cosa più calda che c'era, ed era appunto fuori dalle serate, nello spiazzo, nel parcheggio spesso, a seconda di come era fatto il locale, si creavano spontaneamente uno o più gruppi di persone che avevano spesso una cassa Bluetooth, una cosa così, con un beat che andava, oppure c'era qualcuno che faceva il beatbox. Se c'era qualcuno capace di fare il beatbox, c'era anche quella possibilità lì, e che di solito ci si organizzava 4 barre a testa, che vuol dire 4 versi, quindi tendenzialmente la possibilità di fare 2 rime d'impatto, finite i quali poi passava quello accanto a te, e quello accanto a te, e quello accanto a te. E quindi poi la dinamica era spesso sentire quello che ha detto quello subito accanto a te, avere la velocità di pensiero per ritirarglielo, per dire una cosa. Quindi si creano automaticamente i topic. Uno dice una cosa su un falegname, il prossimo dice una cosa su una sega, il prossimo, e si va avanti così, come dire. Che figata, ma c'era qualcuno pure che invece era più una pippa, e quindi la cosa andava bene, e poi arrivava questo, diceva... Certo, sempre, assolutamente. E là, cioè, che succedeva? Tipo gli altri lo giudicavano tutti quanti e poi cercavano di recuperare, oppure... Allora, dipendeva dalla dinamica dei gruppi. Di solito
non c'era una gran pietà, perché ci si aspetta, nella cultura hip hop ci si aspetta che uno sappia giudicarsi e studi prima di esporsi, quindi quando tu ti esponi dovresti già essere in grado, come dire, e quindi a seconda, a volte si creava un po' tutti contro uno, cioè quando uno era un po' debole tutti quanti iniziavano a fargli le rime contro, e allora magari quella persona un po' capiva, usciva dal gruppo. Non è necessariamente così, a volte. Che ansia però così. Esatto. Vedi, comunque è stupendo, speravo che sarebbe stato così, ma ci stanno un sacco di parallelismi con la stand-up comedy, noi forse siamo più clementi con gli scarsi. Senti, ma prima hai detto una cosa che mi interessava, secondo te quindi questa roba che comunque partiva, perché un altro parallelismo che noto è col mondo che, diciamo, dell'indie che frequentavo io, l'indie romano, che pure là c'era una scena, c'erano i concerti, c'erano i locali, c'erano sempre gli stessi gruppi che si conoscevano tutti suonavano negli stessi posti, tutti si andavano a vedere, quindi tutti si conoscevano ed era una cosa che è cresciuta organicamente in questo modo, quindi tutti già sapevano dove andare, chi erano le 2 etichette di riferimento. Però quando poi è esploso quel genere lì e le persone uscite fuori da quella scena sono diventate grosse a livello nazionale, la mia percezione però forse da boomer è che un po' la scena a livello underground locale di persona si sia un po' sfaldata. Ti volevo chiedere se anche tu, noi siamo più o meno coetanei, tu hai 30 anni, insomma, io pure, se anche tu hai avuto questa percezione, cioè secondo te i ragazzini ancora si vedono fuori dai posti a fare mucchio, ancora crescono insieme in una scena di fermento rap che frequenta gli stessi posti, oppure adesso si è evoluta troppo la cosa che dicevi tu di farsi le tracce da solo in camera, quindi te senza conoscere nessuno stai in camera, ti scarichi il beat, scrivi una cosa e diventi da Supreme, best case scenario. Allora, nello specifico nel rap rispetto all'indie è successa una cosa in particolare, cioè è arrivata la trap, che è un genere che di fatto è una sottocostola del rap, i cui confini sono molto labili, cioè le tracce super mega trap sono chiaramente identificabili, quelle hip hop classiche con una determinata pasta di suono, determinate argomenti sono molto chiare, in mezzo c'è di tutto, e gli appartenenti alle 2 scene sono sparsi di provenienza. Ci sono un sacco di persone che vengono da una cultura e da un ascolto di rap tout court e che poi sono passati a preferire quelle sonorità lì, e persone che non hanno mai ascoltato il rap, che hanno direttamente ascoltato Sfera Ebbasta o Travis Scott, insomma, e hanno iniziato direttamente così, quindi non hanno quel background lì. E la mia percezione è che appunto si è molto persa quella cosa lì. Di sicuro ci sono ancora i ragazzi che hanno quell'attitudine lì, però sono diventati meno, e soprattutto non sono gli unici che fanno, cioè non sono gli unici appassionati a quel genere. Mentre ai nostri tempi era molto, cioè se ti appassionava il rap c'era una determinata serie di corollari che tendenzialmente avevi sempre, cioè tutti ascoltavano più o meno determinati artisti di riferimento e si sapevano tutta una serie di cose, c'era una cultura comune che secondo me si è un po' sfaldata. Ok, va bene. E vabbè, adesso abbiamo proprio fatto il discorso da boomer, però mi sembra molto interessante. Senti, allora per tornare poi alla cosa prima, tu invece che comunque sia appartieni a una generazione che è un po' a cavallo tra queste 2 cose, perché appunto comunque sia il beat te lo scaricavi, inizi a farti le cose da solo, quindi inizi a fare le barre, poi ti scrivi le 2 canzoni, vai al Pedro a fare le aperture e poi a un certo punto si crea una roba di interesse, cioè cominciate ad andare in giro a fare date sfigate o date piccole, tipo ok c'è un locale non so, tu sei di Padova, magari c'è locale X a Milano, andiamo a Milano a fare una data di merda, oppure a un certo punto arriva oppure hai fatto il salto più velocemente di così e sei passato già a date un po' più, siete passati a date un po' più grandi? Guarda, io in realtà il primo tour di posticini piccolini però ad andare in giro per l'Italia l'ho fatto
con il mio progetto solista e già avevo un producer che è Secret Simpliciter che suonava il basso, quindi era già una cosa un po' più ibrida rispetto al tipico live rap che ha il DJ che manda le basi, a volte con i piatti screcciando, e i microfoni di chi rappa e basta. In quella fase lì, diciamo che in generale il mondo dei live legati al rap si è sviluppato con maggiore lentezza rispetto al mondo dei live legato alla musica strumentale. Quindi un tempo era molto difficile che artisti, anche magari con un certo seguito, facessero i numeri che artisti che avevano magari gli stessi stream o lo stesso tipo di ascolto a metà tra l'underground e il no facevano in altri generi musicali. Però l'equivalente, secondo me, in quella fase lì, e ti sto parlando di 2008, 2009, 2010, quel periodo lì, erano appunto le battle di freestyle, per cui era molto diffusa l'usanza di fare una grande macchinata o due macchinate in 7-8 persone e andare tutti alla battle abbastanza importante di Milano, di Torino, di Bologna, in cui ci sono in palio 300 euro, 200 euro, 400 e si va tutti quanti lì, ce la si gioca, se ti va bene vinci soldi, e se ti va male torni a casa, cioè ti sei fatto una bella serata. E c'erano alcuni, i più bravi a fare freestyle, tipo Rancore, mi ricordo, che poi è diventato anche un rapper comunque con, diciamo, velleità autorali e capacità autorali molto riconosciute. Lui in quel periodo lì non lavorava, cioè non aveva lavoro, e sbarcava al lunario così, cioè lui andava in giro a tutte quante le battle di freestyle con i premi più alti, era un fenomeno, e quindi faceva in modo, insomma, di vincerne abbastanza per potersi mantenere così in quella fase di, appunto, quando aveva 20 anni, insomma. Grandissimo. Senti, era tipo il boss finale lui, cioè se arrivavi contro di lui c'era una schiera di una decina di nomi sul territorio nazionale che si sapeva che erano i più forti, però appunto nella battle di freestyle non sai mai come va, anche perché è il pubblico spesso che decide chi vince, quindi magari poi ti beccavi lo scarsone con 40 amici portati dal paesino vicino e uscivi. Ok. E umiltà. Senti, allora, intanto io provo a fare una cosa perché sento un po' di eco dal tuo microfono, quindi provo a farti una cosa, si chiama echo cancellation, e vediamo però se ti chiudo che cosa succede. Intanto io volevo fare una domanda, pure qua da ingenuo. Allora, io le uniche rap battle che ho visto in vita mia sono in 8 Mile, e ti volevo chiedere se cioè quella percezione di aggressività e di violenza c'era anche nelle rap battle italiane, oppure se poi si traducevano in effettivamente, cioè la gente si menava? Allora, le rap battle a cui ho partecipato, cioè da quando le ho scoperte io in poi, erano assolutamente dirette debitrici di quel film lì. Cioè quel film lì ha portato il fenomeno a pieno in Italia. C'era già da una decina d'anni, ci sono delle battle storiche di fine anni 90 tra Fabri Fibra, Chiffa, Esa, Neffa, alcuni della old school del rap, però appunto la battle vera e propria in cui ci si insulta la madre e appunto si va avanti così, è esplosa con 8 Mile, e quindi appunto quando mi ci sono avvicinato io, sì, era proprio così, cioè, poi ognuno aveva il suo stile, quindi c'era magari quelli che erano capaci a rigirartela senza insultarti, ridicolizzare quello che avevi detto e quindi con grande aplomb umiliarti in qualche modo, però appunto tu dovevi outsmartare, cioè dovevi in qualche modo risultare migliore di quell'altro, e quindi in un modo o nell'altro spesso finiva sfottò come cosa. E senti, numero di ragazze presenti a una rap battle? Questo era un tema molto molto caldo, e cioè grandi sagre della salsiccia, i concerti del rap. Immagino. Senti, secondo te... Posso dire una cosa? Cioè, il tipo di insulti, c'erano dei limiti oppure valeva tutto?
A un certo punto nella competizione nazionale ufficiale che si chiama Tecniche Perfette è stata proibita la bestemmia. Bruttissimo, posso esatto. dire che è brutto, però. Cioè, capisco che nel momento in cui diventi un po' istituzionale in Italia è obbligatorio vietarla, però se pure il rap underground non può bestemmiare, ancora una volta era statissima, quindi anche lì stiamo facendo, si era deciso in qualche modo di tutelare quella sensibilità. No, ci sta, però immagino che magari nel freestyle veneto ogni tanto qualche bestemmia in mezzo ci finisse. Per il resto no, limiti molto pochi, volgarità molto molto elevata, anche lì sempre a sensibilità di ciascuno, c'erano certi pubblici per cui quello era un po' come la battuta su Berlusconi ai tempi, no? Che Berlusconi diceva così, a volte figa della tua mamma puttana, anche se magari la rima era così, no? A volte era così il livello, soprattutto in quel periodo. Ecco, questo immagino sia anche uno dei motivi per cui forse c'erano poche donne. Diciamo che pure se ti approcci un po', il numero di troia e puttana che veniva usato in un freestyle fosse piuttosto elevato, quindi magari uno poteva essere un po' scoraggiata. Per assurdo, ragazze brave a fare rap avevano il vantaggio che quando un rapper magari con la capacità di creare dei paradossi in rima, ma con pochi argomenti, dopo che ti ha detto che la tua ragazza è una puttana, e che non te lo può dire perché tutto a un tratto non è di fronte al solito rapper maschio con cui tira fuori tutti gli stereotipi sessisti a cui è abituato, magari va in difficoltà. Vedi? Ancora una volta le donne privilegiate, questo era il messaggio che volevamo dare. No, comunque di base c'erano molto poche, cioè la proporzione di freestyler donne e freestyler maschi era poche a molti. Proprio come la stand-up. Vai, scusa, stavi dicendo qualcosa? No, volevo chiedere, tu come ti ponevi in queste situazioni? Cioè, nel senso, come le vincevi, non voglio, però dico, le vincevi queste gare oppure eri, non lo so, cioè come... Allora, io come dicevo all'inizio, c'era chi si è poi specializzato in quella cosa, chi ha trovato che il proprio talento era soprattutto quella cosa lì, e chi invece no. E io ero più, cioè, in quella fase lì, per la scena a cui mi sono approcciato io, era più o meno comunque una gavetta obbligatoria, cioè non obbligatoria nel senso che ti obbligavano, ma sentita come moralmente obbligatoria, quindi comunque la facevi, era un passaggio che facevi. E poi dopo un po', dopo che l'avevi un po' fatto, se eri bravo magari continuavi, e se no appendevi il microfono al chiodo da quel punto di vista lì, e io ho fatto quel percorso lì, cioè da ragazzino ormai gasato, e poi è una cosa che si impara, è una tecnica che si impara, quindi si migliora, e poi a un certo punto diciamo che le capacità richieste per quel tipo di sfida lì sono diverse, sono anche diverse rispetto a quelle richieste per scrivere una bella canzone, cioè c'è un grado di showmanship che poi magari se la impari lì ti torna utile quando fai concerti, ma anche un grado di freddezza, di capacità di improvvisazione, che invece quando tu sei a casa con la penna e il foglio, se ci metti 5 ore non importa a nessuno, l'importante è che poi la cosa che hai scritto sia figa. Quindi ero un po' più cerebrale che non spontaneo, così esplosivo, e quindi però insomma le mie battle, un bel po' di battle le ho fatte. Ok, allora quindi hai fatto le tue battle, poi ti discosti un po' dal rap tradizionale, inizia il progetto Dutch Nazzari che assorbe vari generi e va bene. Se non cominci ad avere un bel successo, giri per l'Italia molto bello, fai 3 dischi straordinario, e poi arriva il 2020, e di questa cosa un po' volevo parlare, perché tu sei il primo musicista che viene a Tintoria nel 2020, e quindi volevo un po' sentire cioè, com'è questo 2020 dal punto di vista di chi fa musica, di chi fa concerti, perché per noi che facciamo stand-up è chiaramente un anno di merda, però noi un po' ci siamo riusciti ad esibire, cioè quest'estate all'aperto abbiamo fatto un tour, abbiamo pure fatto per un paio di mesi, si facevano pure gli spettacoli al chiuso con distanziamento e mascherine, però insomma un po' abbiamo lavorato, si sono fatti quest'estate DJ set, facevano
a Gallipoli a un certo punto, prima che chiudessero, mi viene a dire giustamente tutto, però i concerti no, i concerti voi siete fermi da marzo praticamente. Esatto. E Cioè, com'è, allora, esatto, com'è la musica è come per la stand-up comedy, ma peggio, perché... no, esatto. E quindi cioè, come cioè, tu non stai lavorando live da marzo effettivamente, cioè, Esatto, allora diciamo che dal punto di vista lavorativo questo qui è un lavoro per cui di solito hai una fase in cui fai un casino, immagino che sia così anche per voi, un casino di date, tipo noi nel 2019 abbiamo fatto più di 70 date di tour, e poi accumuli le risorse per poter stare a casa per un po' e poi stai a casa per un po'. E quindi nello specifico quelli secondo me a cui è andata peggio è quelli che avevano il disco pronto subito prima che uscisse questa cosa qui. Nella mia esperienza specifica personale, io ho fatto l'ultimo concerto a novembre del 2019, quindi mi è un po' arrivato in una fase in cui comunque sarei rimasto a casa, insomma, a scrivere il disco. Però appunto, tralasciando il fatto che poi se uno rimane in casa per 6 mesi scrive un disco diverso che non se ha la possibilità di fare esperienze, vivere, confrontarsi con altre persone. Però anche diciamo che dal punto di vista strettamente dei live era ammesso quello che era ammesso per voi, e cioè fare concerti con persone sedute e distanziate. Quindi questo ha ammesso i concerti acustici e diciamo che certi progetti si prestavano di più che altri. Quindi magari dente, chitarra e voce, figo, chi vuoi dire dente, chitarra e voce? Invece io ho un amico che è andato a vedere Massimo Pericolo, base, sulla base con le persone sedute, e lì uno che è costretto a dirti siamo 7 miliardi, foto un cazzo degli altri, e sono tutti seduti sul cuscino, c'è tutta un'altra vibra, cioè lì proprio vuoi spaccare tutto, no? E quindi quelli soprattutto che hanno un progetto musicale un po' più o per la sonorità che fa ballare, o per gli argomenti, insomma, comunque una roba un po' più da far casino, era una tristezza comunque essere costretti a stare seduti, distanziati sui cuscini e cose così. Nello specifico io, come altri, ne ho approfittato per fare qualcosa che potesse essere adatto appunto a quel contesto lì. Io ho un amico che si chiama Alessandro Burbank, che è un poeta, noto esponente della stand-up poetry, della slam poetry italiana, e con lui abbiamo scritto un reading che si chiamava A una metrica distanza, quindi un po' analizzando la metrica, un po' della poesia, un po' delle canzoni, cose così, e quindi che abbiamo fatto apposta per sta convergenza qui, quindi diciamo che abbiamo fatto un po' di necessità virtù, proprio perché fare le canzoni in questo periodo qui, costretti a fare la chitarra a voce, forse mi interessava un po' meno. Senti, hai detto una cosa molto interessante. Quindi tu stai scrivendo, comunque ne hai approfittato per scrivere roba nuova. Come ti sei trovato a scrivere durante la pandemia? Perché pure noi ci hanno detto, beh, state a casa, c'è il Covid, pensa quanto starete scrivendo. La risposta, nel caso del 99% dei comici con cui ho parlato, è zero. Cioè non abbiamo scritto niente, perché se non esci, se non vivi, se non vedi le cose, le persone, poi non hai spunti per dire mo scrivo una battuta, perché la battuta su te che stai dentro casa non è divertente. Per te observational comedy, fai le observations del salotto e basta praticamente. Sì, però poi dopo un po' avevamo tutte le stesse observation. Avete presente quando Conte arriva in ritardo a leggere il DPCM? Vabbè, insomma, così non facevano molto ridere. E tu invece come ti sei trovato dal punto di vista musicale? In realtà bene, perché uno degli stimoli alla scrittura per me è la lettura, e ho letto complice anche il fatto che ho scoperto il magico mondo degli audiolibri io quest'anno. Ho letto, diciamo, fruito di decine e decine di romanzi, avendo un casino di tempo libero,
e questo mi ha un po' aperto la mente, diciamo, per avere spunti di scrittura. Però appunto di sicuro comunque ho scritto delle cose diverse da quelle che avrei scritto in altre circostanze, come dire. Ok, vedi, questo... Io ho una domanda sugli audiolibri. Quando te li ascolti apposta, oggi mi sento un audiolibro oppure mentre fai altre cose? La figata è proprio quella che mentre per leggere un libro è un'attività totalizzante, cioè hai le mani occupate, gli occhi occupati e non puoi fare nient'altro. Gli audiolibri ce l'hai in cuffie e quindi o che tu stai andando a fare la spesa, fai una passeggiata, stai lavando i piatti, cose così, ti lascia comunque la libertà manuale di fare robe altrimenti noiose. Tipo, cioè io a un certo punto, all'alba della mia scoperta di questa forma di intrattenimento culturale, mi sono sorpreso a un certo punto, dopo ore che stavo ascoltando Limonov di Emmanuel Carrère, letto da Claudio Santamaria, perché la figata è anche quella che c'hai degli attori straordinari che ti leggono i libri. Dopo ore che avevo fatto tutto, avevo pulito casa, mi sono sorpreso a pensare: riappaio i calzini spaiati. Adesso riappaio. Cioè, che è la classica roba che era lì con sto sacchetto pieno di calzini da un mese che non avevo nessuna voglia di fare, che invece alla luce di questa nuova realtà era un'attività adatta da fare con un romanzo nelle Però tipo non ti distrai, cioè magari se ti distrai vai di andare indietro un attimo. Sì, mi distraggo, infatti c'è il comodissimo pulsantino 15 secondi indietro che io utilizzo moltissimo e che mi permette appunto di ritornare. Vedi? Perché io ho provato a leggere qualche libro, però vabbè, io audiolibro, a sentire qualche audiolibro, però mi ero sentito la Bibbia. Ah sì? Sì, letta da un prete, non se l'avevo trovata online, e però mi arenavo sempre quando c'erano tutte quante le discendenze di tutti questi, insomma, signori ebrei che non finivano più, e quindi là dicevo, vabbè, questa la schippo, però magari skippavo troppo. Poi perdevi la trama, diciamo. Vabbè, non sei partito dal libro più semplice. Turner. Io invece, tra le varie robe infinite che ho ascoltato, c'è invece la Bibbia non parla di Dio, libro scritto da tale Mauro Biglino, la cui tesi in sunto è che in realtà la Bibbia parla di un alieno che è arrivato con altri compagni alieni e ha clonato l'Homo sapiens partendo dall'Erectus. E lui parte da argomentazioni di tipo linguistico, perché lui è un ebraista biblico. Non vi spoilerò niente, non vi dico il mio parere sul tema, perché sennò... No, diccelo, ma perché cioè, comunque è una cosa provocatoria oppure è una cosa che dici, cioè, ha un senso? No, assolutamente no, cioè il tipo ci sta mega crede. Allora, sì. la cosa, secondo me, è affascinante se continua a parlare in questi termini qui. La cosa bella di come si esprime questa persona qui è che si esprime in termini accademici. Quando tu ti immagini il terrapiattista, no? Che io non ho nessuna fonte, non ho mai approfondito le fonti di chi sostiene il terrapiattismo, però mi immagino una persona fuori dal mondo, cioè uno che proprio non sa, cioè ha un riferimento sulla realtà completamente distaccato da quello che almeno sarebbe il mio. Invece questa persona qui è una persona che ha riferimenti accademici, lui argomenta, come ha detto la professoressa di Göttingen, tac, tac, tac. Ed è una persona... E quindi poi quello che ho fatto io... Allora dai, diciamo anche quello che penso io sul tema. Il libro, qui ha scritto decine di libri sul tema. Mentre io ascolto questa cosa, scopro informazioni che non sapevo, di tipo linguistico, di tipo storiografico, interessanti, e per tutto il tempo ho come dire, l'impressione che le conclusioni che lui trae dalle premesse che lui pone siano completamente non necessarie, cioè non è necessario arrivare a quella conclusione. Però appunto è una cosa molto interessante se poi tu vai a approfondire e a vedere le antitesi, cioè magari per esempio su YouTube c'è un linguista ebraista che fa cosa ne penso io di Biglino, poi ha trovato un esperto di evoluzione, un evoluzionista che va a analizzare queste cose qui, poi a quel punto lì proprio ti smonta tutto, cioè te le smontano completamente. Però appunto è molto interessante ed è una lettura molto di intrattenimento
Ma perché ha fatto questo successo? Perché appunto io ne ho sentito parlare, però se è una vedi? tesi così, sono queste tesi, cioè, tipo quelle che uscivano dopo il Codice da Vinci, insomma, che erano tutte quelle più strampalate, diciamo, sul tema. Però perché adesso è tornata questa tesi? Perché dice è fatta bene? Cioè, Non lo so, secondo me, esatto, è complice di sicuro il grande talento divulgativo, affabulatorio di questo Mauro Biglino. Io sono stato preso all'amo dalla puntata di Muschio Selvaggio, che è un format di salutiamo. Luis fratello minore, Luis fratello maggiore e Fedez. La concorrenza, noi li chiamiamo la concorrenza, facciamo numeri molto simili. Luis, in realtà si chiamano Luis Sal, Martin Sal sì. e Fedez, e ha dato la concorrenza diretta. Facciamo numeri quasi uguali e quindi siamo su Twitch in questo momento, mentre noi siamo su YouTube. E che quindi invito, insomma, ad andare a vedere, per chi ci stesse guardando e gli interessa il tema. E appunto questo Mauro Biglino colpisce subito, perché quando ti dicono sto qui pensa che siamo stati clonati dagli alieni, ti immagini uno che arriva vestito da Napoleone, e invece il tipo è assolutamente, cioè c'ha una plomb, un eloquio anche, cioè una capacità argomentativa veramente molto, molto efficace, che quindi poi ti fa dire, ma senti, ma andiamo un attimo a approfondire quello che dice. E se tu ascolti solo quello che dice lui, magari con un minimo di, diciamo, fiducia, come dire, eccessiva, sta in piedi comunque. Cioè, se non ci poni un po' di spirito critica, formalmente sembra avere le sue ragioni, come dire. È bello come la credere nelle Bibbia, teorie strampalate, è bello crederci, cioè per un momento, cioè, se mentre a me pure piace, mentre le ascolto, dire no, guarda, però almeno mentre sento questa persona che ne parla, mi piace crederci. Beh, senz'altro lui ci crede, cioè il tipo ci sta che crede. Però è così che ti fregano, secondo me, cioè che arrivano vestiti bene, non vestiti con lo scolapasta in testa, e quindi fanno i cosi, insomma, dicono queste cose, e poi alla fine, cioè, stanno in piedi perché alla fine comunque sono cose talmente vaghe, cioè anche la Bibbia stessa sta in piedi, perché non è che puoi dimostrare. La Bibbia stessa, tra l'altro, uno dei motivi interessanti di questa lettura di questo libro è che la Bibbia è quel classico libro di cui tutti pensiamo di sapere cosa contiene, ma nessuno ha mai veramente letto, tranne Stefano, che ha ascoltato la parte iniziale. E quindi poi, cioè, di fatto si scopre che appunto, cioè, è una cosa di cui avevo già un po' avuto l'impressione, siamo negli anni, ma non avendola ancora letta, diciamo che l'ho scoperto un po' di più con tutti i passaggi che poi lui menziona. È un libro sanguinario, la Bibbia, in cui si parla di stragi, di stupri, di abuso di minori, di tutte cose del genere, completamente avallati da questa presunta divinità, ovviamente perché è un libro frutto di una cultura a noi incomprensibile. Tra l'altro pure Carrer, che non è la stessa cosa, fa un po' questo effetto quando, cioè, almeno a me ha fatto un po' questo effetto leggere Carrer, il libro. Adesso mi vorrei ricordare il titolo, in cui lui parla della sua conversione per un po' di anni al cattolicesimo in modo spinto, e parla del cattolicesimo e spiega, insomma, come San Paolo abbia scritto tutto, insomma, ti spiega proprio le circostanze in cui è nato il cattolicesimo. E io, insomma, essendo italiano, mi sono sempre considerato una persona che comunque conosceva un po' quella storia, poi invece non la conoscevo per niente, ed è molto molto interessante. E anche lì, mentre leggevo, dicevo, vedi però Daniele, potresti riabbracciare la fede che permane nel tuo paese. Poi alla fine chiudo il libro e dice no, forse no. Continua a non essere così, però mentre sento una persona convinta che parla di qualcosa, mi piace lasciarmi convincere, se non altro mentre ascolto. Okay. Senti, nel corso di questa conversazione abbiamo toccato un sacco di momenti, di punti di contatto tra diciamo il rap, ma comunque quello che fai tu, che sei comunque, se mi permetto di dire, un paroliere anche, e la mitica stand-up comedy, che Dio la benedica. Allora, a te piace la stand-up comedy? Moltissimo. Posso chiederti chi sono comici che ti piacciono? Sia internazionali che italiani. Meglio internazionali, che se dici quelli italiani poi Rapone s'offende. Io faccio un po' schifo con i nomi,
Vale se ti dico quello lì con questa caratteristica, tu mi dici, Sì. quello. Sì, Quello australiano che ha fatto il passaggio Jim famoso, Jeffries. Jim Jeffries, gigante. Cioè, in senso, io ho veramente finito Netflix e altre cose, quindi che altro è? Che mi viene tipo una lista non gerarchica, Sarah Silverman. Certo, che salutiamo. Che ci Sì, sta... che salutiamo, che ci sta vedendo. Sarah Silverman. C'è un tipo meno conosciuto di altri che ha una special su Netflix che si chiama Che Matters. Ah, sì, Michael Che. Michael Che. Che Molto bello, quello è un grande special. è bellissimo quello Sì, special sì. lì. E il più famoso di tutti, dai, Dave Chappelle. bravissimo, Dave Chappelle. Era un grande fan di Louis C.K. quando ancora faceva la stand-up comedy, ma la fa ancora? Ah, sì? La fa ancora, Sì, in teoria sì. È pure venuto in Italia, sia a Milano che a Roma. È vero, sì, a Milano che si sono aperti i biglietti ed un secondo dopo erano finiti praticamente. Sì. Però poi lo spettacolo di Milano l'ha pure messo in vendita sul suo sito, poi lasciamo alla morale delle persone. Allora, semplicemente non ha più pubblicato special. E gli autoprodotti sul suo sito, se l'ha autoprodotto è pubblicato sul suo sito, sì. Io avevo letto un articolo sul fatto che si è un po' inacidito da quando è stato al centro dello scandalo, ed è diventato un po', cioè prima una volta era il classico Lib Dem, con la comicità Lib Dem, adesso è un po' diventato trampiano come stile, però ne ho letto, non ho visto. No, trampiano no, direi di no. Secondo me, a me sarebbe piaciuto, noi siamo andati a vederlo religiosamente sia a Milano che a Roma, e poi ci siamo pure comprati lo spettacolo dal sito. Mi sarebbe piaciuto se avesse approfondito di più il suo punto di vista unico dello scandalo che lui stesso poi ha creato. Okay. E invece non lo fa molto, è uno spettacolo abbastanza, però ne parla, molto divertente, ne parla pochissimo, fa alcune battute però il punto di vista suo, tra virgolette, privilegiato è quello di essere il colpevole dello scandalo che gli ha rovinato la carriera, però deve essere Bill Cosby. Cioè se ne lamenta, come dire, sono stato ingiustamente, oppure dice sì, cioè ho fatto sta cosa. No, è proprio quello il punto, fa delle battute e non approfondisce per niente, un po' si vede che ne soffre, un po' se ne lamenta, però effettivamente è pure una persona che ammette di aver sbagliato, però appunto sarebbe bello se lui, che ha questo modo unico di raccontare le cose che gli succedono, avendo questo punto di vista unico, riuscisse a raccontare in modo comico il suo errore, perché poi lui essenzialmente ha sbagliato, certo, come ha detto lui. La verità è che quando uno è su un palco e ti fa un racconto, soprattutto se è una chiacchierata così, tu hai l'impressione di entrare in confidenza con questa persona, ma in realtà stai vedendo una maschera, non hai idea di che persona è. Poi avete visto lo special di altro tipo di cui non ricordo il nome, ragazzo giovane di New York, di Staten Island, se non sbaglio, che è un ex di Ariana Grande. Pete Davidson. Come si chiama? Pete Davidson, che a un certo punto parla di Louis C.K. e dice che il figlio di puttana era Louis C.K. che ha rischiato di licenziarlo per niente, perché lui si era fumato una canna, lui era un comico che si è fumato una canna, e il tipo, Louis C.K. aveva fatto in modo che fosse un affronto a se stesso, perché lui sul lavoro, ma in realtà avevano finito di lavorare, era semplicemente sul corridoio per andare all'ascensore, era così fatto di marijuana che lui sì che si è sentito offeso per questo, ha cercato di farlo licenziare, dice ma porca troia, ma che pezzo di merda sei, cioè. Chiaramente, poi se sei un bravissimo comico sono due cose non necessariamente. Io per farti capire quanto ero fan di Louis C.K., quando ho visto questo special di Pete Davidson ho pensato guarda che pezzo di merda Pete Davidson, comunque sia, non sono riuscito a voler male a Louis C.K. che poi io non l'ho visto, non so adesso, non ho capito neanche bene, cioè lui vattela a vedere finisco qua. C'ho sempre, essendo un addetto, cioè non un addetto ai lavori della comicità, ma comunque un addetto ai lavori insomma, della showmanship, del tenere un palco, del
dello scrivere di certi aspetti di questa cosa qui, in qualche modo c'è in me sempre una parte che giudica esclusivamente quell'aspetto lì, tipo Bill Burr, che è un altro secondo me gigante, che è un gigante che ha posizioni politiche che poi lo portano a fare battute che sono lontane dalla mia visione, insomma, politica, però il tipo, cioè, riesco sempre ad apprezzare il come lui confeziona queste cose qui. In alcune battute meno, in alcune battute di più. E di sto Pete Davidson avevo apprezzato il fatto che appunto lui non ha detto un gran... cioè lui ha semplicemente raccontato l'aneddoto e l'unica battuta che fa sulla cosa di Louis C.K. fa, e io ci sono rimasto malissimo perché almeno ai tempi pareva che adatto per volere essere una persona che ti stima, cioè non sto costruendo bene, però ai tempi il fatto che lui si ti stimasse era una cosa che uno avrebbe voluto, quindi adesso non ti interesserebbe più, no? La costruisce in un modo per cui gli basta dire quello per fare la blastata, insomma. Io penso che ho percepito, a me quello special non mi è piaciuto particolarmente nella parte su Ariana Grande, che l'ho trovata un po' autoriferita, e la parte su Louis C.K. mi è sembrato proprio un modo per comprarsi il pubblico, perché come dici tu, a parte il momento in cui dice at the time esatto. Louis C.K. volevi essere stimato, non è che faccia grandi battute. Racconto un aneddoto dove effettivamente Louis C.K. si è comportato di merda con lui, cioè, poi ma chissà se è andata così, poi, perché comunque stai sparando sulla Croce Rossa a quel punto lì, no? Ma infatti quello volevo dire, cioè che mi sembra che da un certo punto in poi diventa proprio, cioè, facile fare la battuta su Louis C.K. e diciamo che per come l'ha costruita lui, l'ha costruita in un modo molto singolare, perché ha raccontato un episodio. Poi se se l'ha inventato è una carogna, però se no, cioè, nel senso, è un modo atipico per andare ad attaccare uno che è accusato di essersi masturbato, cioè nel senso non c'entra nulla, sta parlando di tutt'altra cosa, come dire, no? Sì, esatto. A me sembra che però sta attaccando una persona debole, diciamo, quindi comunque c'ha quella comodità lì che se la sta prendendo con uno che è a terra, e quindi non corre molti rischi nel farlo, diciamo. No, infatti, perché Louis C.K. non gli può rispondere, diciamo, si sta vendicando di quella volta, e Louis C.K. ha fatto lo stronzo con lui in un momento in cui Louis C.K. esattamente non può rispondere. Va bene, senti, allora io adesso siamo arrivati a un momento, devi sapere, c'è un momento fisso in Tintoria. Tintoria è il podcast della legalizzazione. Qui promuoviamo la legalizzazione delle droghe leggere. Quindi io prima chiedevo sempre a tutti gli ospiti cosa ne pensi della legalizzazione delle droghe leggere, ma questa domanda ha smesso di darmi soddisfazione, perché la risposta era quasi sempre la stessa. Quindi la domanda che ho iniziato a fare è, e qui chiaramente l'ospite può rispondere no comment, può dire quello che gli pare. Che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana, e se ce l'hai o lo hai avuto, che rapporto c'è tra l'uso della marijuana e la creatività per te? Ok, il rapporto che ho io con la marijuana è a periodi, nel senso che io fumavo le sigarette, sono un ex tabagista, e a un certo punto mi sono reso conto che per smettere di fumare dovevo smettere di fumare il tabacco in ogni forma, quindi anche di fumare le canne, no? Perché altrimenti quando uno fuma un sacco di sigarette e fuma le canne e smette di fumare le sigarette, tutto a un tratto, questo ha capito un sacco di persone, si trova che sta fumando canne tutto il giorno, o che fuma in continuazione le canne perché in realtà quello vuole. E quindi questa cosa qui ha fatto in modo che abbia smesso per un sacco di tempo, e adesso ci sono alcuni periodini in cui mi riconcedo quella cosa lì e poi rismetto di nuovo. E in quei periodini lì è molto bello scrivere le canzoni, perché è una cosa che ho notato, il fatto che il fumare ti discosta un po' il pensiero, ti fa saltare un po' di palo in frasca, e quella cosa lì è utile a creare connessioni interessanti tra un pensiero e l'altro quando si scrive, insomma. Ok, grazie mille del contributo. Stefano, vuoi fare l'altra domanda che vogliamo rendere quella che ti avevo scritto oggi, che vogliamo creare un'altra rubrica fissa? Siamo sicuri che vogliamo farla? Proviamo, cioè lui è dell'89, ho letto in giro, quindi dovrebbe funzionare. Proviamola con lui, che mi sembra una persona adatta. Intanto tu ti piace Dragon Ball? Madonna. Ok, allora
qual è il personaggio con cui ti identifichi di più? Diciamo, la mettiamo in No, questo io modo. pensavo di fare, se tu fossi Ah, ok. nell'universo di Dragon Eccola. Ball, quale personaggio di Dragon Ball saresti? Ok, vabbè, più o meno. Non c'entra niente, però stavo proprio pensando a Dragon Ball stamattina, perché vedi. mi sono ricordato ieri, perché mi sono ricordato che a un certo punto vi ricordate che c'era il mago Bibidi e poi Sì. c'era il mago Babidi e Certo. avevano fatto Majin Buu? Certo. E quindi mi è venuto in mente che avevano pensato i nomi di questi personaggi in maniera da fare Bibidi Babidi Buu. Certo. Sì. Io non ci avevo mai fatto caso a questa cosa Ma, qui. ma tutti i nomi di Dragon Ball sono tutti giochi di parole su qualcosa. Ah sì? Sì, cioè Tipo? tutti i Saiyan sono nomi di verdure. Ah sì? Ah Sì, beh, carrot in quel senso? esatto, che Kakarot è carota, Nappa è un vegetale giapponese, Vegeta Ok. è Raditz è radicchio, chi c'è? Broly, broccoli, tutti così. Bardock? Bara un altro tubero, tipo una cosa giapponese. Il padre di Broly si chiama Paragas, che sarebbe tipo asparagi. Pensa tu. Quindi è pieno Pensavo- Il mentre nome del invece padre... Vai. del padre di? Il nome del padre di Broly confesso che non me lo ricordavo. Io Vedi? non so chi è Broly. Qual è Broly? Broly è il Saiyan della leggenda, quello che diventa fortissimo, che adesso nel nuovo film è diventato canon, perché prima non era canon. Sto parlando con delle cinture nere di Dragon Ball comunque. Sì. Rapone massimo esperto in Europa. Per dire invece tutta la famiglia di Bulma sono tutti riferimenti a indumenti intimi, perché Bulma sarebbe tipo bloomers, è il modo in cui i giapponesi dicono che sarebbero quei pantaloncini che si mettono quando si gioca a pallavolo per le femmine, almeno in Giappone. Trunks sono tipo i boxer, Briefs, che è il padre, sono sempre insomma mutande, e quindi è tutto Bra è il reggiseno, Incredibile. quindi tutti così. Cioè ogni cosa ha un riferimento, anche c'era Bibidi Babibu e c'era anche quella specie di vampiro che in italiano si chiama Darbula, però in giapponese si chiama una cosa tipo Dabra, che è tipo Abra, cioè il cadabra di Abracadabra sarebbe, Ok. per dire. Quindi tutti i nomi di... Abbiamo chiuso Rapone in un rabbit hole, Sì. vedi, perché lui non può credere che noi siamo clonati dall'Homo erectus, perché lui già ha la testa piena di Dragon Ball. Quindi quale personaggio di Dragon Ball saresti secondo me? Io ti dico Junior, Sì, a cui invidiavo E- molto la capacità di staccarsi un braccio e far solo ricrescere. che vedi. sarebbe piccolo. Sì, Piccolo. Stefano ha i nomi assolutamente quelli canonici. Stefano, forse se continuiamo questa rubrica dovrei essere un po' più elastico con gli ospiti. Va bene, allora, siamo arrivati al momento delle domande dal pubblico. Non te ne faccio tante perché già abbiamo fatto un'ora, non so quanto devi andare via, quanto ti sei rotto le scatole. Però ho un po' di domande. Vado con la prima. Se sapessi suonare, te le leggo così come sono, sufficientemente bene da scrivere anche le tue musiche, quanto sarebbe diversa la tua musica da quella che è e in che modo sarebbe diversa? Cioè, se fossi io... non ho capito la domanda, scusa. Credo sia se tu componessi completamente le tue musiche. Allora io tendenzialmente partecipo della parte strumentale delle mie canzoni, nel senso che a volte le scrivo proprio alla tastiera e a volte sono comunque, cioè sono tendenzialmente comunque presente quando viene fatta la parte strumentale, e diciamo che la parte in cui lascio in assoluto più libera scelta ai producer è l'arrangiamento, quindi in quello tendenzialmente la progressione armonica, cioè gli accordi, sono cose che decido io perché mi servono poi anche per fare le melodie della voce, e quindi magari nell'arrangiamento di sicuro come dire, nel gusto estetico dei suoni, cioè nella pasta dei suoni, che è una mode expertise che non è il mio, che è quello per esempio di Secret Semplice. Ok, grazie. E quest'altra, qual è stata la parte più complicata del convivere con le etichette?
Ma io in realtà ho avuto sempre un percorso indipendente. Cioè, la prima etichetta con cui ho firmato è stata Già da mesi di D'Argent Amico, e dopodiché ho fatto per un disco Già da mesi e Andamento, e adesso Andamento, quindi per adesso niente di complicato. Beh, fantastico, grazie. Grazie per queste risposte. Adesso ho anche le altre domande, non era un grazie conclusivo, sto facendo il boomer che cerca di aprire gli screenshot. Ne faccio una io intanto, che ho visto Sì, qui dal vai, pubblico, che è grande una professionista, una Stefano. domanda super spinosa, quindi puoi anche non rispondere, immagino. Dice, Ok. che ne dici del sessismo, omofobia nei rapper grossi? In sunto mi riferisco alla storia Vicario, Killa o tra i fan di Jamie Tights e Krillin sarà questo, non lo so, CRL, Ah, non so. Caroline. Ok, scusate. Krillin, cioè, Caroline, che saluto, la mia carissima amica, Scusami, che Caroline. in apertura a un concerto di Jamie Tights, da parte dei fan ragazzini che volevano un po' rompere i coglioni gratis e un po' erano impazienti di vedere il loro beniamino, gli hanno urlato un sacco di robe schifose. E è una roba orribile, è una roba molto brutta. Allora, diciamo che quello che cioè, poi bisogna vedere nello specifico, perché certe volte cioè, esiste un certo tipo di linguaggio nel rap, ma non necessariamente nel rap, e nel senso, in generale la scrittura rap e non solo a volte è finzione narrativa, così come Anthony Hopkins non lo si accuserebbe di essere un cannibale in determinati, quindi bisogna vedere di che si sta parlando di volta in volta. Però il sessismo fa schifo, è una cosa non necessaria, e auspico il superamento di questo tipo di cifra comunicativa in qualsiasi tipo di espressione musicale, anche nel rap. Grazie alla risposta, perché questo è un argomento secondo me molto interessante, perché il rap è forse l'ultima forma d'arte dove viene così esplicitamente tollerato, comunque sia. Io pure poi quando sento il rap sto in fissa, anche se ogni tanto parte un troia nel testo, io comunque sia sto a 2000 e dico ah sì no, perché il rap è così. Però mi sembra che sia non so, ti sembra che sia effettivamente in calo oppure che assolutamente no? Perché a volte io penso no, però è una cosa di cui si parla, il sessismo, la misoginia, immagino che anche il rap ne diventi un po' influenzato, però al di là, insomma, i rapper che invece cantano quella roba lì, ti sembra che stiano calando o ne stiano prendendo consapevolezza oppure no? Bah, allora, secondo me esiste nelle nuove generazioni esiste un superamento della figura maschile macia. Mm-hmm. Cioè, sono Achille Lauro, per esempio, che sì. come si veste, l'ha dichiarato, no? Che lui viene da un modello maschile delle borgate di Roma, super diciamo, toxic masculinity, e a un certo punto si è reso conto che gli stava stretta questa cosa qui. Ma ci sono anche altri giovani, mi viene in mente Rosa Chemical, che hanno un modo di parlare della propria mascolinità in maniera autoironica. E quindi questo qui fino a 10-15 anni fa era un grosso tabù, e il mio modello nella musica, quando ero un ragazzino, era D'Argent Amico, perché era l'unico che aveva un modo provocatorio di parlare di se stesso e della propria appunto mascolinità completamente contro questo tipo di stereotipi, ed era l'unico, era una mosca bianca nella scena. Ok, e senti, quindi poi hai avuto modo di, cioè tu stavi in fissa con D'Argent Amico e poi hai lavorato con D'Argent Amico. Però c'è anche da dire che appunto io stavo in fissa anche con altri rapper che invece avevano un altro tipo di approccio, proprio perché io ho sempre avuto un approccio che mi permette, diciamo, di separare la persona dall'artista, e se in un pezzo ci sono delle capacità tecnico-stilistiche particolarmente mirabili,
e me lo ascolto. Poi però un conto è quello che penso, un conto è quello che inizio ad ascoltare, come dire. Va bene. Non sono una persona che se c'è la parola troia in una canzone smetti di ascoltare quella canzone lì, come dire. Ok, no, va bene. Ovviamente non la metterei, io non la metterei. Beh, anche perché se uno ascolta il rap e poi si ferma a Troia, devo dire che Troia in realtà poi non viene neanche usato così tanto quanto ci piace Poi dire bisogna vedere di volta in volta di cosa si parla, perché ci sono secondo me certe volte semplicemente è un equivoco quando uno dice una parola in un certo modo, uno l'ascolta un po' in maniera superficiale e va subito ad accusare, perché certe altre volte invece è proprio così, come dire. È proprio quello che è. Allora, 2 domande che abbiamo fatto 1 ora e 10, il tempo vola quando si hanno ospiti interessanti che sono locali. La prima è miglior tramezzino caldo di Padova? Assolutamente porchetta e peperoni. Molto bene. E Al bar poi nazionale. come? Al bar nazionale, che vi consiglio la prossima volta che andate a una stand-up organizzata da Curmi, di farvi portare al bar nazionale, o magari se sono a Padova ci becchiamo, che è in pieno centro, in Piazza delle Erbe, fanno i loro famosi tramezzini che piastrano, e per me il più buono è con la porchetta e i peperoni, però un altro grande classico è prosciutto cotto e cavolo cappuccio. Beh, prosciutto cotto, cavolo cappuccio, adesso you have my attention, assolutamente. E poi ci chiedono, ci fai una mini TripAdvisor review di Campo San Pietro? Che si chiama Campo San Piero. Infatti hanno scritto male. Hanno scritto male, io leggevo male per fare una figura di merda, però l'ho fatto uguale. No, vabbè, non ti preoccupare, è un paesino in provincia di Padova, però sì. Questa domanda secondo me deriva dalla diffusione di una fake news, cioè che io sia originario di Campo San Piero, quando invece Campo San Piero è l'unico altro ospedale che c'è in provincia di Padova, grande insomma, oltre a Padova, e quindi la gente o è nata a Campo San Piero o è nata a Padova, e io sono nato a Campo San Piero. Però sei di Padova. Però sono in provincia di Padova, il comune si chiama Vigo d'Arzere. Che comunque salutiamo tantissimo. Tavo di Vigo d'Arzere, frazione. C'è questa fake news molto specifica proprio su una cosa... Esatto. Ma perché il popolo veneto è un popolo molto campanilista, e quindi probabilmente la persona che mi ha chiesto questa cosa qui è di Campo San Piero. Quindi c'era un po' di cosa passiva-aggressiva. Come mai non rivendichi con orgoglio il tuo essere camposampierino? Va bene. Non so, vuoi leggere, Stefano, se c'erano domande perché io ho commesso le domande per non farmi distrarre, però è il momento di Rapone, poi ti lasciamo andare, te lo prometto. Certo. Ce n'è uno che continua a chiedere, hai fatto un paio di singoli e 2 album, una collaborazione con Willy Peyote, e farai un nuovo album? Adesso farò un nuovo album, stiamo un attimo capendo i tempi. Il 2020 non è stato un anno molto adatto all'uscita discografiche, nel 2021 usciranno tutti, e nel frattempo abbiamo un bel po' di canzoni. Non ho ancora secondo me finito di scriverle, però stiamo iniziando insomma ad avere una tracklist che ci soddisfa. Ok. E poi c'era quest'altra, però non so bene a cosa si riferisca, perché si parlava prima del sessismo e dice: mi urta che non si citi Pippo Solo, in cui, come detto a questi microfoni, la misoginia sta alla base del progetto. Fa riferimento alla puntata di con Pippo Solo, in cui, scherzando, diceva che appunto la misoginia per loro è alla base del progetto. Esatto, anche lì per esempio sarebbe un ottimo esempio, no? In cui se uno ascolta Sirvia, cioè ha un bivio, o si offende e si ferma lì, oppure decide che si tratta di satira, è una provocazione, e quello che intende è l'esatto opposto, e quindi mi piace la canzone. Sì, non va preso sul serio, non va preso letteralmente. Sì, là, diciamo, interpreta il ruolo di quello che sminuisce la pizza data alla ragazza, quindi poi o puoi decidere tu sei così, oppure è una trollata un po', come dire. Ci dice esatto. che era ironico la persona che l'ha scritto, quindi c'è permalosità anche da parte del pubblico. Sì, guarda, questa chat è sempre caldissima. Va bene, Duccio, grazie mille, sono veramente contento che sei venuto ospite di Tintoria. È durata uno spritz questa aperitivo live.
Quando riapriranno l'Italia e tornerai a fare concerti e girare per il mondo, se mai dovessi passare a Roma, sarai ospite. Ti inviterò a Tintoria dal vivo, che è tutto un altro mondo. Ti offro addirittura un caffè. Se Io ti non porto il vino allora. Guarda, sarebbe un sogno. Poi però ti toccherà incontrare Rapone di persona. Ringrazio anche le persone che sono arrivate fino a questo punto della puntata. Devo fare una cosa, adesso non ci fate caso. Ho messo sulla foto copertina del canale YouTube il link a PayPal. Se volete sostenere il canale, sostenete il canale. Ma davvero così l'hai fatto? Giuro, si può fare sta cosa, io non lo sapevo e mi è apparsa la cosa, metti il link a PayPal e io l'ho messo. Ma dai una cartolina, dai qualcosa, no? Che così. Che cosa? Dai una cartolina, il regalo. Assolutamente no, mandate i soldi che devo comprare il mangime per Stefano Rapone. Duccio, grazie mille veramente, mi ha fatto molto piacere, è stata una bellissima puntata, speriamo di poterlo rifare presto dal vivo o se non altro ti auguriamo col disco che verrà di poter girare per tutta Italia facendo 1 miliardo di concerti. Bella, altrettanto a voi, grazie di tutto. Io mi vado a vedere queste di Biglino che mi hanno incuriosito. Queste vedere Muschio Selvaggio e parte da lì. Ciao ragazzi. Stefano, ti va a vedere Muschio Selvaggio, non sei più parte di Tintoria. Mi troverai lì, starò insieme a loro. Luis, Fedez e Rapone e io in lacrime. Ciao a tutti. Ciao.